Appassionati di calcio, si ricomincia, primo giorno di scuola per il nuovo Modica Calcio targato Raciti. Il signor Dolenti di Caltanissetta ha appena dato l'avvio alle ostilità. Attenzione perché c'è un episodio dubbio già nell'area del palazzolo, un possibile tocco di mano reclamato da Belluso. Maimone strappa il pallone dai piedi di Tiralongo. Asero il cross ribattuto, Maimone tutto regolare, il dribbling, il tiro sul secondo palo, palla ancora viva, il tiro interessante proprio di Asero, il lancio lungo ottimo ancora una volta per Asero, l'uscita di Indei è messo giù, calcio di rigore per il Modica. E il pubblico di Modica è pronto a riaccogliere Luca Savasta, eccolo qua, si presenta come meglio non può, si presenta con il suo biglietto da visita, 1-0 in panchina, la fa vedere al pubblico. Floro Valenza vede in posizione regolare Sessa, attenzione, Sessa entra in aria, il servizio per Belluso, la mette dentro ma è tutto fermo, un errore abbastanza grossolano da parte del guardalinee perché Belluso arrivava da dietro la linea del pallone. Romano rilancia, ma c'è solo il tempo per concedere il fischio dell'arbitro che manda tutti negli spogliatoi. Calcio d'angolo per il Palazzolo, occhio soprattutto a Pratdessus che è dotato di un grande stacco, palla proprio al centro per lui che viene forse strattonato e poi roda. Floro Valenza Maimone, il duo d'attacco Belluso e Savasta che ora è in possesso di palla. Savasta, il dribbling, si lascia cadere giù forse con troppa facilità. Savasta la tocca verso Sessa, ma ancora una volta si alza la bandierina del guardalinee. In avanti va a comporre la coppia offensiva con Luca Savasta. Maimone va alla battuta del corner, smanaccia Diei, la testa di Floro Valenza, ancora Diei, il pallone che danza sulla porta, mischione incredibile sulla linea di porta e alla fine il pallone viene mandato in calcio d'angolo. Diventa prima punta Bonanno, primo pallone per Misseri in area di rigore, l'uscita di Dieye è decisiva ad anticipare Bonanno che già pregustava il gol all'esordio. Il numero 9 del Palazzolo va per la porta, palla deviata dalla barriera e ci sarà corner. Batte corto Bonanno e allora arriva qui il triplice fischio dell'arbitro dopo 10 minuti di recupero. Al 100° minuto il Modica vince la sua prima partita ufficiale in stagione